Siamo qui, salutiamo il nostro pubblico che è numeroso, oggi saranno almeno 1300 persone che ci stanno seguendo qui dalla sala. Da casa parliamo 20.000, 25.000 vero. E dobbiamo ringraziare di questo perché sono ascolti medi, non è a gente che passa, che si ferma a guardarlo e per noi è un onore. Poi un'altra cosa volevo dire. Dimmi. Secondo te oggi sai che ingredienti facciamo? Veramente c'è un po' di tutto, quindi non saprei. C'è pesce, c'è pesce. Pesce e poi che c'è? Legumi. Bravo, cosa? Oppure zucca. Zucca. Nel senso facciamo che il mare ha vista la terra. Terra! Per cui uniamo i prodotti del mare ai prodotti della terra. Ah, bene. Ti piace sta cosa? Mi piace, dai. Benissimo. Quindi tra terra e mare, no. No, il mare che ha vista la terra, non ti piaceva così? Il mare che ha vista la terra. Ha visto terra. Cominciamo. E sai che faremo? Che faremo? Polpo e lenticchie, le lenticchie rosse, però quelle decorticate. Pazzesco. Bene, poi faremo merluzzo con una crema di piselli e poi facciamo delle lasagnette che abbiamo già preparato. Che sono già pronte. Che le faremo proprio delle lasagnette fatte al momento che metteremo in forno, si crostificherà tutta la pasta. Le lasagnette, come sono queste lasagnette? Gamberetti e zucca rossa. Con i gamberoni e zucca rossa. Perché andiamo a preparare prima di tutto le salse. Sono tutti accostamenti particolari oggi, 2 padelle. Sì. 3 padelle. E 3 padelle. Accendiamo tutto e facciamo questo, lo accendiamo. Accendiamo tutto. Bene, facciamo allora, la cipolla. Iniziamo alla cipolla, tieni. Diamo la cipolla e facciamo un bel trito di cipolla. Quindi fai 3 preparazioni insieme di tutti e 3 piatti? Yes. Andiamo a fare le preparazioni. E qui dell'olio me lo dai dell'olio, certo, me lo dai, lo metti nelle padelle, in tutte e tre le padelle? Così. Tutte e 3, sì. Così, brava. Io intanto mi taglio dell'altra cipolla, che è la base di tutto. Ecco. Quindi partiamo praticamente dall'inizio uguale per tutte e 3. Sì. Abbassiamo i fuochi, li sai abbassare? Penso così si abbassa, vediamo. Brava, l'hai indovinato. Così si abbassa, secondo me. Questo qui. E tu mi dai una mano a mescolare, oggi si cucina in... Dai, oggi cuciniamo oggi insieme. Oggi ti aiuto, Oggi dai. siamo amici, dai. Che l'altro giorno una signora mi ha detto, sai che secondo me ti stai iniziando a piacere a cucinare. Sì signora, Ok. Dico, abbiamo fatto le 3 basi che ci occorrono. Qui possiamo rialzare il fuoco. Quindi abbiamo gli ingredienti pronti. Va bene, ci premuniamo di una bella brocca di acqua calda. Nel frattempo che devi fare? Ora te lo faccio vedere. E cominciamo a mettere giù gli ingredienti. Allora, quindi in una le lenticchie rosse. Sono secche, sì. Non li ho fatti né idratare. Mescolo? Sì, vai. Qui ci mettiamo i piselli. Ok. E qui la zucca. Posso usare lo stesso? No. E qui la zucca. Togliamo questi che non ci servono. Prendiamo un altro, guarda, allora. Quindi. Facciamo così. Cipolle e piselli, cipolle e lenticchie, cipolle e zucca. Il sale. Guarda, questo lo uso perché tanto è pulito. Correggiamo con il sale, correggiamo con il sale, mettiamo questo qua, ok, giusto, e andiamo a mescolare. Fare, prima è una specie di reazione di Maillard. Ormai questa c'ha la Maillard nel sangue. E questa, quella dei pori, si dilatano. C'ha la Maillard nel sangue. Allora, questa cottura noi la faremo fino a che non mi diventa tutto quanto una poltiglia. Senti che comincia a sfrigolare, dai un'altra rimpiata. Ma senti, quindi non aggiungi acqua al momento? Ci hai fatto caso appena abbiamo messo il sale come c'è più liquido? È vero. Perché il sale favorisce l'uscita dei liquidi.
Quindi Eccoci senza qua. aggiungere acqua. L'aggiungi subito, sì. Adesso ok. la mettiamo. Oh mia bella Madonnina! È subito Milano, è subito nebbia. Eh sì. Ecco. Ecco qua, abbiamo messo pure questo e mettiamo pure questo. E mettiamo pure E questo. facciamo Ottimo. cucinare. Nel frattempo, Sì. cosa facciamo? Nel frattempo ci facciamo le altre preparazioni. Guarda, Ok. io... Eccoci qua. Allora. Questo ci serve. E ora perché ho preso questi? Perché Ti hai faccio preso? vedere che cosa facciamo. Sì. Facciamo le preparazioni dei 3 primi. Ok. Perché abbiamo detto il polpo, con che cosa lo facciamo? Con le linguine, No, di condimento, con... con le lenticchie Brava, rosse. brava. Questo è un polpo bollito. Questo è un Sì. polpo bollito. Prendiamo una parte di questo polpo così Sì? e lo tagliamo anche piccolino, Dei pezzetti piccolini, giusto? in questo modo. E lo andiamo quasi a... Mi aggiungi un po' d'acqua nelle Nelle lenticchie Sì. vuoi? Grazie, vai. Va bene così. E allora continuo a cucinare. Abbiamo tagliato questo buon polpo e andiamo a fare una piccola. Ritagliamo ancora, guarda. Quindi proprio piccolino piccolino. Sì, facciamo quasi. Una brunoise di polipo. Ormai, signori, non si può tenere ora la brunoise di polpo. Qui così. Nel frattempo prendiamo i coperchi per coprire i nostri prodotti che devono cucinare bene Sì. bene. Prendiamo questo e lo mettiamo qua. Ecco qua. E andiamo a fare cucinare. Ci vuole un po' di tempo affinché questi prodotti proprio devono assorbire tutta l'acqua e squagliare completamente. Ok. Questo è il preparato per le fettuccine e lo andiamo a mettere qui così, che ora ti faccio Ok. vedere che facciamo. E voilà, poi Poi, e allora, andiamo a tagliare il Quindi. gambero. polpe e lenticchie rosse abbiamo detto, quindi Sì. abbiamo messo le lenticchie rosse a soffriggere con la cipolla, abbiamo aggiunto l'acqua e deve diventare una poltiglia, abbiamo Esatto, detto, poi no? ci tagliamo il gambero perché dobbiamo andare a fare le lasagnette con il gambero e la zucca rossa. Quindi nel frattempo ci portiamo avanti un'altra preparazione, anche la zucca è messa lì a soffriggere prima con E ora- l'olio e poi con l'acqua, a stufare nell'acqua. E ora vi facciamo vedere come sono diventate, guarda. Dopo che hanno cucinato abbondantemente un'oretta, Ok, e in televisione il tempo passa presto, giusto? Giusto. Ne convieni? Dammi questa. E mettiamo questo qui, la seconda preparazione, vedi? Così, così. questo è un altro. E poi che ci siamo? Ci prepariamo anche il merluzzetto. Il merluzzo, queste sono delle fettine di merluzzo sfilettate, Sì, è giusto? sfilettato, voi lo comprate sfilettato, c'è chi se lo sfiletta per i fatti Anche suoi. qui facciamo dei tocchetti, dei Tocchetti, pezzettini sì, sì, piccolini. È bello questo fatto che il mare ha vista la terra. Queste Capito? sono delle Ti tue piace così? Sì, sì, mi piacciono queste cose. Il mare ha vista la terra. Ecco qua. E questo Questa è il una cosa, merluzzo. devo dire, che fanno sempre di più il mare, la carne e il pesce insieme. Abbiamo tagliato tutti gli ingredienti e Allora, possiamo togliere il questo tagliere. che è sporco di pesce. Sì, Aspetta che mi lavo le mani. quindi abbiamo... E nel frattempo ti faccio vedere come sono diventate le preparazioni. Dai, Guarda, fammi vedere, La allora. cottura, questa La cottura. si è creata una crema da sola, però qualche pisello è rimasto intero e voglio che sia così. Perfetto, quindi una lenta cottura. Questa invece, vedi, mi Questa dai era la una, zucca. una marisa, frusta, cosa, una marisa. Questa è la zucca che non è frullata, me ne guarderei bene. L'abbiamo schiacciata? Questa no, è No. appassita da sola. Ah, appassita da giocando con l'acqua. Giocando con l'acqua, spezzetti, e questa è la zucca. Queste invece sono le lenticchie. Sì. Le lenticchie hanno bisogno del mixer. Del mixer, Capito? ma lo Perché devi siccome- fare ancora, certo, giusto? ora lo facciamo. Lo facciamo immediatamente, guarda. Misiamo, montiamo il mixer, così. Quindi, Attacchiamo la quando sono spina. poi cotte, si frullano. Desiree, perché attacchiamo la spina? Che vuol dire? Dimmelo. Che se no non funziona, che c'è? L'hai indovinato! Incredibile!
Allora, bene, quindi frulliamo un po'. Faccio io? Che devo dire una cosa che ho dimenticato. Tu fai, continua, inquadrate me. Ho dimenticato di salutare le camere. Mamma mia, no, dai. Ciao, continua, tu continua. Ciao camera di Desiree. Ciao camera mia. Ciao camera centrale. Le camere. Amica, come stai? La nostra centralina. Un bacio a mamma. Che devo dire, ragazzi? Continua. Non ho speranze. Continua. La sto facendo frullare perché è anche noiosa, fa rumore in tutto e per... Scusa, ma sei tu che mi hai detto di frullare? Ma guarda, registro. Ho dimenticato di salutare la camera, quella dell'artrosi cervicale. Ciao. La riesci a inquadrare? Guarda che cosa ha fatto Desiree. Certo, è unica, frullato, veramente. così. Togliamolo. Allora, togliamo questo. Desiree non ce n'è uguale, credete. Lo so. Ce n'è meglio, non io uguale. Eseguo, mi dice una cosa, io eseguo. E allora abbiamo le 3 preparazioni. Abbiamo le 3 basi. Le 3 basi per la preparazione. Io mi permetto di togliere questa. Sì. Perché non le voglio levare, perché mi servono poi, le lascio così, guarda. Ok. Non sarà molto elegante. Passata di lenticchie rosse. Perché dobbiamo andare a preparare gli altri piatti. Ok, queste quindi sono le 3 basi per questi primi che faremo, che stiamo per preparare a base di pesce e terra. Per cui i piselli, la zucca e le lenticchie rosse. Ok, adesso che facciamo? Adesso andiamo a preparare come se dovessi preparare la pasta. Innanzitutto mandiamo avanti questo e cuciniamo il primo tipo di pasta. Il primo tipo di pasta. Poi mettiamo un'altra pentola per cucinare il secondo tipo di pasta. Ok. Ce la mettiamo. Poi ci serve solo un lato dove fare le mantecature e la lavorazione della pasta. Bene, allora quindi abbiamo preparato due pre-preparazioni, no? Da un lato il pesce, da un lato i prodotti della terra. Quindi abbiamo il polipo tritato, il merluzzo e i gamberoni e che c'è? Che c'è? Fa capire che sa le cose, fa capire. Ma che vuol dire fa capire che... Ma che vuol dire fa capire che sa le cose? Ma sei scemo? Ma che c'è? il gobbo che legge tutto. Ma non è vero, non ce l'abbiamo un gobbo. Allora vi giuro, legge tutto, voi non ve ne accorgete, ma legge tutto. E cosa c'è scritto? E dai, dillo di nuovo, ripeti quello che hai detto, te lo dice qua, ripetilo, cosa stavi dicendo? Fai questo ricordo. No, mi ha interrotto ormai. No, rifallo. Consigli per i consigli e poi torniamo con quasi un bel po' di cose già. 3 primi che sono veramente uno shock. Uno shock. Uno shock, non li perdete. Non li perdete. Rieccoci qui, siamo tornati. Allora, ci sono le camere offese con te perché tu non le saluti mai. Ma che camere? Ma dove siamo? Dai la pinza. In albergo, mi le dai camere, la pinza, per dai, favore, mi dai la pinzetta, camere. vergogna. Mi dai la pinzetta. Quelle camere, dice Desiree, non ci saluta mai. Io non ho, veramente, è serio. E ti dico di più, hanno parlato con mia madre. Per cui le telecamere? Detto, sì. Cioè, questo è proprio... Hanno detto quello che sei. Allora, sono alleate contro di me. Le lasagnette. Le lasagnette, ok, allora. Le lasagnette così, guarda. Senti, ho visto che sono mettiamo a quadratini. Poco di olio così. Queste lasagnette. Sì. Mi dai il pennellens, così. Ti faccio vedere cosa andremo a fare adesso. Questo veloce. In una velocissima cottura accendiamo questo. Mi dai dell'aglio, dell'aglio, tieni, guarda, c'è questo di qua, va benissimo. Tanto cosa ne metto? Ne metti un profumo. Brava, profumo si brava, dice? Proprio un profumo d'aglio. L'olio. Un'acciughina. Qui eccola. Così. Che mi si va a sconfettellare. Tare. Sì. La stiamo sconfettellando. Prendiamo il gambero e ce lo mettiamo. Mi dai un po' di Percy, per favore? Questo? Percy, prezzemolo. Prezzemolo. Percy. Che ne so, vabbè, prezzemolo. Parla tutte le lingue, non sa cos'è il prezzemolo. Lo vuoi tagliato a pezzetti? No, dammelo così che ci penso io, lo spezzetto io così. Di mano e mano, così. Così. Ok, quindi un tantino. aglio, un'acciuga che si è già sciolta praticamente. Sì. Un pizzichino di sale glielo aggiungiamo. Prezzemolo e non lo cuciniamo più e ci fermiamo. Quindi lo lasci appena scottato, appena sbollentato. Che fai? Prendo la zucca. Sì. Guarda che ti faccio.
e vado, cucchiaio grande, guarda, metto la zucca qui in mezzo, così, così. Questa è la Senti, bellissimo, quindi qua. questo gambero incontra la zucca. Esatto, abbiamo fatto questo incontro tra mare e terra. Stavolta te lo chiedo io, che fa l'assaggi? Ma sì, dai, certo. Vediamo un attimo. Quindi si sono incontrati, non si conoscevano L'assaggi? prima? Non tutta quel poco, mi serve il condimento. Che incontro, mi dai un cucchiaio? Prendiamo le lasagnette, guarda. Sono fatti per stare insieme, sai? Una, guarda. Una lasagnetta. Le lasagnette le hai fatte piccoline così, Sì, no? sì, Perché? sì. Perché le voglio così. Adesso lo capiremo. Tieni questo. Lo tengo io così, Sì, come grazie. la padella, tieni Il questo. cucchiaio me l'hai dato. Eccolo qua, vieni qua. Vieni qua. È una cosa particolarissima, sai? Quindi è tipo una millefoglie, cosa? Brava, brava. Non assaggiare più, che non mi basta, eh? State ferma e chi dai sì mano stavolta. Ma me la metti davanti, scusa. Esatto. Cioè, Ecco qua. Altra lasagnetta. Si stava rotta. E la mettiamo qua. oh. Prendiamo quest'altra. E facciamo lo stesso quindi lavoro. tanti strati. Metto? No, vai, No. metti. Metto, allora. Dai, facciamolo insieme, metti. Quindi lasagnetta, Aprimelo un bene, po' di condimento. aprimelo bene. Così? Così, vai. Lasagnetta e condimento. Vai. Bellissimo questo, guarda. Apri un altro poco dai bordi, portamelo nei bordi un Un pochino. altro po'. Sì. E voilà, e anche questo è fatto. Bisogna stare attenti a non rompere perché la lasagna deve essere tirata, se ve la tirate in casa fina. Fina Sì. e così, diciamo, Vai. tipo monoporzione. Mettene un altro poco. Ok. Ecco, Ecco fatto. pronto. E questo lo andiamo a mettere in forno. In forno, direttamente. E voilà. E li abbiamo. Ora Quindi, si ricciano, ora si Se sbruciano. vediamo sai? come diventano. Allora, Diventa quindi una il cosa nostro primo è pronto. Il primo è pronto. E adesso andiamo a preparare il condimento del polpo. Va Polpo, bene? dai, va polpo, bene. mi asciugo le mani. Il polpo che va con le lenticchie rosse. Finito? Ancora Com'è? no. Oh, sto gustando. Ma com'è? Com'è? È buonissimo. E allora questo di qua, Cioè, gamberi e zucca, chi l'avrebbe detto? io Tu. al solito, È una tua ricetta? sì, qui 2 profumi d'aglio, non 1 ma 2. 2. Andiamo a mettere il polpo, così, e andiamo ad aggiungere un fumetto di pesce. Eccolo. Questo l'hai Andiamo fatto a sempre mettere- con i gamberi? Sì, Questo è il fumetto sì. di pesce. Quello cos'è? Quella è l'acqua del polipo. quella è l'acqua del polpo. Per fare vedere che noi facciamo le cose originali. Non per fare dire, sai, il polpo l'ha comprato. Non che l'abbiamo comprato. già fatto, no. No. E andiamo a creare questa bella cosina. Sai che ci aggiungiamo qua? Che ci mettiamo? Per dare un po' di dolcezza, gli vado a mettere una spruzzatina di marsala. Di marsala, bene. Marsala secco, così. E basta più. Quindi fumetto di pesce Un po' di marsala secco. e un po' di marsala secco. Prendiamo i rigatoni, guarda. Ah, Li prendiamo. allora, li metti già lì? Sì, Continui la cottura qui? brava. Abbondante, Ma sì, giusto? dai, sì. Tanto Giusto. qui mangiamo tutto, dai. Giusto? Sì, giusto. Diciamolo alla gente che mangiamo tutto. Sì. no? Che magari qualcuno potrebbe pensare che non è così.
Ora sparo il fuoco a 1000 e che metti? e ci metto un poco di brodetto dell'acqua del polpo, così. Quindi aumentiamo la fiamma. È aumentata, sì, e abbiamo messo il brodetto del polpo. E spadelliamo. E spadelliamo così. Il prezzemolo nel pesce non può mancare. Non può mancare. Metti. Sei d'accordo in questo, certo. vero? Ecco qua. E allora, vedi adesso? Si è formato questo brodetto. Ora andiamo ad impiattare. Ma come? Prendiamo il piatto cappello del prete. Il cappello del prete. Ci mettiamo cosa? Le lenticchie. Ah, la metti quella di fondo quindi. Sì, così. Bellissimo. Così. Prendiamo la pasta. E sopra i rigatoni, guarda che bello. Cioè, questo è un altro accostamento strano, eh? Lenticchie e polipo. Vabbè, nella vita bisogna provare, basta che non facciamo porcherie, ma le facciamo carine. Ma no, ma tu non ne fai mai porcherie. Hai visto? Allora, Un po' di pepe, un po' di pepe. così. Vai, vai. Va bene così, questo lo togliamo. E un filino d'olio. E un filino d'olio, puoi Ecco. mettere. E Vai. questa è pronta. Allora, invece senti, le lasagne a che punto Allora sono? vediamo le lasagne. Le lasagne sono al punto giusto, dobbiamo fare un'aggiunzione che si fa adesso. Alle lasagne? Sì, perché non voglio che il composto che abbiamo creato della zucca che andiamo a mettere sopra in modo che possiamo ripassarla in forno ma non diventa secca. Ok, quindi completiamo sopra con la zucca, Sì. passato diciamo di zucca. No, la zucca stufata perché non l'abbiamo La zucca passata. stufata, esatto, sì. Solo che Com'è diventata... la zucca stufata? Com'è? Brava, questa è la zucca stufata. È bello che lei lo fa. Quello che mi meraviglia è questo, che lei lo fa. Riportiamo il tutto in forno. Quindi questa completa la cottura. Yes. Riportiamo il tutto in forno, così. Perfetto. Ora Allora, dobbiamo fare l'ultimo piatto. ci manca l'ultimo che è il piatto. merluzzo con la crema i di piselli. piselli, Non sì. è proprio crema, se ci hai fatto caso. Sono piselli proprio, diciamo, semplici. Bravo, bravo. E allora, accendiamo. Bello spareten. Il profumo. Sempre di aglio. Sì, perché essendo certe verdure io preferisco non dare troppo sapore d'aglio, se no sai l'aglio è un po' invadente e noi lo dobbiamo rendere meno invadente. Quindi ci siamo quasi, ragazzi. Allora, preparazione del merluzzo. Stavolta ti faccio vedere che cosa faccio, guarda. Olio e profumino d'aglio. Brava. Poi che fai? Ah, metti le fettuccine Fettuccine, direttamente sì. lì con l'olio e l'aglio? Sì. Fettuccine. Così. Facciamo partire abbondantemente il fuoco. Io lo chiamo fuoco, ma fuoco non è. Prendiamo delle ghiere della noce, ghiere di noci. Senti che sta sfrigolando? Eh sì. E cosa faresti tu dato che sfrigola? Aggiungere del liquido. Brava, quale? Il fumetto di pesce. Mamma mia! Livelli Mamma altissimi mia! qua. Livelli di scefferia qua altissimi. Mamma mia! Allora. Ora che la facciamo andare bella a volume alto, aggiungiamo, in ultimo aggiungeremo questo macinato di noci, un poco di prezzemolo. Guarda cosa faccio, mi dai l'olio? Sì, tieni. L'olio? Lo metti Mi dai nel il sale? merluzzo. Quindi condisci il merluzzo. Così, un cucchiaio, grazie.
andiamo a prendere Vai a tutto il metterlo sapore lì del crudo merluzzo. direttamente. E ci andiamo a prendere il sapore del merluzzo. E lo lasciamo andare, E lo lasci così praticamente così. in mezzo alla pasta. così come lo vedi. Ti piace? Molto. Andiamo lì a Guarda come sta saltare. cremificando. In questo fumetto c'è pesce, c'erano gamberi, c'era di tutto. E quindi il sapore proprio del mare, no? Certo. E allora, vedi? E allora, Abbiamo preparato questo. Andiamo ad aggiungere le noci. delle noci così. Questo lo lascio perché devo fare una cosa dopo. Salto con le noci. E andiamo a impiattare, guarda. Ho messo. E vai così. Gira, Purinella. Girala tu. Ok. Ci prendiamo un poco di condiment. Qua, le noci. The fish. Un po' di pesce. Yes. Che il merluzzo poi è una carne tenerissima, quindi Sì, si è sfaldato sì, tutto. Certo, ma questo volevamo noi. Non me l'hai detto tu che si fa così, Desiree, No. non volevamo noi questo. Ah sì, te l'ho detto io. Desiree, volevamo noi questo, giusto? Così, e questo è Ecco. pronto. Aspetta, ma non finisce qua. Deve incontrare ancora la terra. È brava. Questo te lo regalo. A me? E voilà. Una spolveratina di pepe. Meraviglioso anche lui, eh? Queste le mettiamo qua, così. Aspetta. Un bel piatto, vero? Perfetto. Ecco qua. Il filino d'olio che non deve Non mancare. deve mai mancare. Così. Qui c'è l'altro piatto, questo lo togliamo. Mancano solo le lasagnette, Le lasagne quindi, che le andiamo a giusto? prendere. Hai visto cosa volevo ottenere? E l'ho ottenuto. Ah, guarda che belline, sono tipo sfogliatine sono Capito? venute, giusto? Va bene, e allora possiamo passare all'assaggio. Assaggiamo. Cominciamo con i rigatoni? Cominciamo con i rigatoni, dai. Allora non c'è bisogno del piatto. Lo assaggi qui. Ricordati che sotto c'è la crema. Certo, mi A ricordo. me dai un po' di... ecco così. Guarda come lo prendo, così. Oh, sai che buono. Ah, perché avevi dubbi? Allora No, lo voglio sentire. ma dico quel mix di lenticchie e polipo, è quella cosa che non ti aspetti. Com'è? Buono. Ci vuole un cucchiaio. Promossa. Pieni voti. Promo, posso levare? Ci ritorno dopo, dai. Vabbè. Andiamo all'assaggio di questo. Questo mi dai un cucchiaio? Vuoi un cucchiaio? Sì. E allora faccio così. Metti un po' di pesce. Sì, già in mezzo c'è. Quello, bravo, quello. Quello come faccio io. Quel pesce là, quello. Ok, Prego. Sia a me. A me la sentenza. Allora, Oh, è buono devo dire, sai? non se ne accorge nessuno che sto assaggiando. va Oh, bene. dai.
Si vede. No, non si vede. Ti vedono, come no? Registro, non mi inquadrare. Ma ti stanno inquadrando. Guarda, anch'io prendo la noce. Vai. Ancora? Sono accostamenti insoliti, Ah sì. ma veramente, veramente buoni. Guarda, Pesce, questo proprio. volevo. Niente, Pesce, io veramente la non lo noce. capisco più qua dentro come si ragiona. Prendiamo Allora. la paletta e andiamo alla lasagnetta, che sta pure il Andiamo alla lasagnetta, dai. Hai notato che non c'è besciamella, non c'è niente. Sono semplici semplici. Però particolare, c'è E il la gambero qui croccantezza. che era qualcosa di pazzesco. Buona, E buona. prendi quella senza niente. Vabbè, questa è croccante, poi ci vado là. Come fa? La butti quella senza niente? No, anzi, il croccante Ah. si deve sentire insieme alle altre cose. Guarda, Che mi questo è dici? proprio veramente Che mi dici? top, sto piatto. Assaggio pure io. No. Questo è da fare a casa. Amici da casa, questo è da fare. Fatelo. Che c'è? Il crunch. Il crunch, il gambero morbido, la zucca. Va bene, a questo punto salutiamo. Dai. Signori, abbiamo fatto l'assaggio. Io non ho assaggiato perché Desiree non vuole. E ci vediamo alla prossima. Non ci mancate perché ci mancate se ci mancate. Ma che hai detto? Non ci mancate perché ci mancate se ci mancate. Non vuol dire niente, lo sai, no? Dai, dai. Ciao. Il mare avvista la terra. Rigatoni polpo e lenticchie rosse. 300 g di rigatoni, 500 g di polpo bollito, 300 g di lenticchie rosse decorticate, mezza cipolla, fumetto di pesce, olio extravergine di oliva, sale e pepe, quanto basta. Fettuccine di merluzzo, piselli e noci, 350 g di fettuccine, 500 g di merluzzo diliscato e privato della sua pelle, 300 g di piselli bolliti, 3 filetti di acciughe, 50 g di noci sgusciate, uno spicchio d'aglio, olio extravergine d'oliva, sale e pepe quanto basta, prezzemolo. Lasagne croccanti con gamberi e zucca rossa. 12 lasagne già bollite, fatele 15 cm per lato, un bel quadrato da 15 cm. 12 gamberoni, 300 g di zucca rossa, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta, mezzo spicchio d'aglio.